oltre a Vanity, a Nicole, sulla fascia sinistra, proprio lì abbiamo una bellissima bruna, lei è una velina, mi ricorda una delle vecchie veline, quelle storiche. E ti chiami? Grazie mille, buon sabato pomeriggio a tutti, mi chiamo Lidia Sarappa, ho 25 anni. Guardate quanto è bella Lidia. Allora, se state guardando la TV in questo momento, veramente sono circondato dal meglio, dal meglio, dal meglio. Lidia, tu cosa fai nella vita? Aspetto una gioia. Aspetto una gioia non vuol dire che sia in dolce attesa, vuol dire che aspetta che succeda qualcosa. Però lo sai aspettare poi fino a un certo punto, poi se non fai qualcosa... Sì, assolutamente. Il mio percorso è iniziato 2 anni fa facendo Miss Italia. Da lì, conoscendo varie persone, oggi lavoro quello che ho sempre sognato fin da piccola, ovvero quello di fare la fotomodella. Adesso lavoro per vari brand, vari negozi di abbigliamento, dove ho fatto in passato campagne pubblicitarie e se posso, Gianluca, proprio da pochi giorni è uscito il mio primo spot blog pubblicitario. Lo diciamo per chi? Ma si può guardare, si guarda pure. Certo, sì, è su Dove? YouTube, su tutti i social. Allora, se la volete vedere lei, hai detto che ti chiami, scusi, io Lidia Sarappa. Lidia, allora se volete vedere Lidia in tutta la sua bellezza, guardate anche questo spot che è pubblicato anche su YouTube. Sì, come si chiama? Sponsorizzato, si chiama Lidia Sarappa e il mio motto è senza stile non venire, dove sarà anche in questo spot blog ho messo questo mio motto. Senza stile non venire, nel senso dovete avere stile, perché lo stile è il biglietto da visita. Poi ognuno si crea un suo stile, una sua personalità, voglio dire, quindi non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Queste ragazze sono pure molto spigliate, io sono contentissimo di averli qua. Ricordiamo ancora il tuo profilo Instagram? Lidia Sarappa. Allora andate a vedere anche Lidia Sarappa, qui già arrivano un po' di messaggi, poi dopo li leggiamo. Ci fermiamo un attimo, c'è pubblicità, torniamo tra poco e le guarderete in televisione, oltre a sentirle per radio, sono bellissime, grazie a Rosario Nunez, sono qui Lidia, Vanessa e Nicole. Tra poco ancora in diretta su Radio Marte nel Gianluca Manzieri Show.